Giornata di festa per il settore delle imprese artigiane del territorio che oggi si sono radunate a Quarto d'Altino per celebrare i 50 anni della sezione Altinate, aperta nel 1973 in una stanza dell'allora municipio, ora sede della biblioteca. E proprio lì, dopo l'alzabandiera, alla presenza di numerose autorità, è stata posta una targa commemorativa. Un gesto per ringraziare l'associazione e le tante eccellenze artigiane per l'instancabile attività e l'impegno con cui contribuiscono allo sviluppo economico e culturale del territorio. È un momento da ricordare per sempre. Gli artigiani sono sempre mossi in Quarto d'Altino in maniera consapevole della centralità nella Venezia orientale e quindi di conseguenza ha sempre cercato di essere propositivi al mandamento e anche alla città metropolitana. L'artigianato insieme con la piccola e media impresa è l'ossatura economica del Veneto, un Veneto che ha sempre la capacità di sovraperformare il PIL nazionale, a dimostrazione che qui il piccolo ha la capacità di rispondere a quelle che sono le esigenze di mercato e ha anche la capacità di ripensarsi, così come è successo durante la pandemia. L'artigianato rappresenta praticamente la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione e loro, con il loro lavoro, che deve essere veramente un lavoro di passione, dedizione, riescono a essere custodi. Fare impresa in questo momento storico non è assolutamente facile, soprattutto per il fatto della competitività, le sfide che abbiamo di fronte, l'innovazione, la ricerca, per non parlare poi della burocrazia. Per fortuna Confartigianato riesce a accompagnarlo in questi percorsi. 50 anni sono trascorsi, da figlio anche di artigiano oltre che sindaco, cosa si aspetta per i prossimi 50 anni dell'Altinate artigiana? Mi auguro che l'associazione accompagni in questo difficile cambiamento le imprese artigiane dove adesso c'è la digitalizzazione e l'informatizzazione. In questo l'associazione deve essere brava e io sono sicuro che faranno di tutto perché ciò avvenga. Associazioni come queste che sono presenti nel territorio, che assistono gli artigiani, sono fondamentali affinché abbiano la capacità anche di aiutarli verso quella che sarà comunque una trasformazione in futuro attraverso le nuove applicazioni, pensiamo all'intelligenza artificiale, un mondo che si sta affacciando ma che trova nell'artigianato veneto una capacità di essere sempre presente a livello nazionale e internazionale e a continuare ad avere il successo che si merita. Un settore, quello dell'artigianato, che la politica a tutti i livelli cerca di tutelare e proteggere, come è avvenuto anche di recente in Europa con il riconoscimento del marchio IGP per l'indicazione geografica protetta. In Europa abbiamo proprio approvato recentemente il regolamento IGP per i prodotti non alimentari. L'abbiamo fatto per la forma di protezione e tutela per quanto riguarda i prodotti artigianali, perché è necessario mantenere la creatività del pensiero, che è questo il vero patrimonio.